L'emozione è unica, è indescrivibile e adesso ci siamo quasi e niente, non vediamo l'ora di cominciare. Come ci si prepara per l'Ardi a piedi? Per l'Ardi a piedi ci vuole molto allenamento, non è una corsa facile, è una corsa anomala in un percorso anomalo come l'Ardi a cavallo. Niente, ci vuole allenamento, un po' di grinta e un po' tutto. Poi il giorno sarà tutto diverso, c'è l'emozione di mezzo, ci sono tante cose da vedere, dai. Da quanti anni corri l'Ardi a piedi? Da quando avevo 10 anni, anche prima. Sono iscritto dal 98 nel registro del parroco. Niente, quest'anno è toccato a me. Cosa si dovrà fare da adesso al 20 di luglio? Da adesso al 20 di luglio ci sono tutti i preparativi e la cosa più importante è l'allenamento. Quello non deve mancare. Ogni giorno, un'ora al giorno ci vuole. Già iniziato? Sì, da tanto. Che tipo di allenamento si fa? Io principalmente corro in campagna, salite, discese, niente. Un allenamento alla corsa. Per un sedilese che significato ha San Costantino? Bella domanda. Che significato ha? Il significato che è una cosa che aspettiamo da piccoli, cioè è la cosa più importante.